Caso coronavirus si parla tanto, c'è tanta disinformazione e allora lei oltre a ricoprire il ruolo di consigliera regionale ricopre un ruolo importante, quello di medico, insomma ulteriori consigli da dare a chi ci guarda? Consigli da dare sono quelli che sentiamo ogni giorno dagli esperti, pertanto siamo in una regione che ha adottato tutti i sistemi di messa in sicurezza e di precauzione, no naturalmente ad un panico ingiustificato. Lei ha detto una cosa importante, panico ingiustificato, perché c'è questo assalto, questa ressa, no? Assalto e ressa non sono assolutamente giustificati, vedete che anche con le misure di contenimento e di prevenzione al momento in cui stiamo parlando adesso non vi sono casi registrati nella nostra regione. Naturalmente tutto ciò che significa stile di vita, lavarsi spesso le mani, avere naturalmente tutte le accortezze che il buon senso e i nostri dottori di famiglia ci suggeriscono rimangono ancora il faro da seguire. Senta, la politica in queste ultime ore purtroppo ha dimostrato ancora una volta, non tutti per l'amor di Dio, però insomma qualcosa da rivedere anche a livello di comunicazione politico, no? Ma la comunicazione politica ci ha colto, come dire, impreparati, perché abbiamo assistito purtroppo e con sgomento a naturalmente quelle che possono sembrare a volte delle baruffe. In tema della salute ripetiamo, ed è un po' il faro che guida anche noi cittadini in Consiglio regionale, non esiste destra, non esiste sinistra, ma deve esistere naturalmente un Consiglio regionale unito a tutela della salute dei propri concittadini. Quello che conta è che le cose stanno funzionando e il parallelismo, almeno in Friuli Venezia Giulia, dà i suoi frutti. Senza dubbio, abbiamo naturalmente la massima attenzione e vigilanza su tutti gli aspetti della salute, un pensiero va naturalmente ai nostri medici e ai nostri infermieri che sono in prima linea e l'attesa che noi abbiamo che anche naturalmente l'assessore Riccardi sblocchi le assunzioni proprio per essere sempre pronti a fronteggiare ogni tipo di emergenza, ma anche e soprattutto l'ordinaria manutenzione del sistema sanitario pubblico nostro della nostra regione. Ultimo consiglio da dare prima di concludere? Non abbiamo assolutamente secondarietà rispetto a altre regioni, abbiamo invece una attenzione ed una vigilanza che sia sempre massima.